anni al posto dei 6 anni e 8 mesi previsti in primo grado. La Corte d'Appello di Venezia riduce la pena per il minorenne che accoltellò Marta Novello mentre la ragazza faceva jogging a Marocco di Mogliano. Massacro di Pieve, martedì pomeriggio i funerali di Adriano Armelin, sarà lutto cittadino in città. Domani intanto il flash mob sulla sicurezza di Lega e Fratelli d'Italia nonostante il no del sindaco. Oltre 500 persone ai funerali di Miriam Cappelletto, morta con l'amica Mara Visentin sul terraglio. Una fine senza senso per il parroco che ha però chiesto anche una preghiera per il 25enne rom responsabile del dramma. Fine dello stato di emergenza Covid, oggi il primo giorno di allentamento, restrizioni del trasporto e la ristorazione, per molti una liberazione, ma sul Green Pass c'è ancora confusione. Da oggi anche i docenti non vaccinati sono rientrati a scuola, ma senza fare lezioni. Il sindacato SNALS attacca caos sulle mansioni e sugli orari e annuncia azioni legali. A caso di un malessere, dimentica di esporre il contrassegno che le consente di parcheggiare e viene multata dai vigili. Il 44enne disabile di Treviso non ci sta e si rivolge al giudice di pace. Premiati a Cassiugane i giovani talenti trevigiani della nazionale Under 20 di rugby che hanno colto 3 successi al 6 Nazioni. Il sindaco Conte: questi sono i ragazzi da prendere da esempio. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso si apre con la cronaca giudiziaria e la decisione della Corte d'Appello di Venezia che ha ridotto la pena nei confronti del sedicenne, allora quindicenne, che accoltellò, lo ricorderete, a Marocco di Mogliano Marta Novello mentre la ragazza faceva jogging. 5 anni di reclusione al posto dei 6 anni e 8 mesi previsti in primo grado. La Corte d'Appello di Venezia, sezione minori, ha ridotto la pena comminata al quindicenne accusato di aver accoltellato Marta Novello il 22 marzo dell'anno scorso mentre faceva jogging lungo via Marignana a Marocco di Mogliano. La 26enne per alcuni giorni lottò per la vita al Cafoncello, poi il sospiro di sollievo generale. Lei viva per miracolo, lui accusato di tentato omicidio e tentata rapina aggravata. In attesa delle motivazioni del giudice sembra stato accolto l'impianto della difesa rappresentata dall'avvocato veneziano Matteo Scussat, che aveva chiesto una rimodulazione della sentenza del Tribunale dei minori per consentire al ragazzo di intraprendere un percorso di riabilitazione e reinserimento. Marta Novello era stata aggredita mentre correva nelle vicinanze dell'agriturismo al Vecio Muraro. Il ragazzo quel pomeriggio sarebbe uscito di casa con l'intento di compiere una rapina, poi avrebbe raggiunto la giovane in bicicletta trascinandola in un fossato ai lati della strada. Qui l'accoltellamento, una ventina i fendenti. Solo l'intervento di alcuni operai che transitavano in zona ha impedito il colpo letale, consentendo l'individuazione immediata del ragazzo e il soccorso tempestivo di Marta. Dopo un primo intervento chirurgico ai polmoni lacerati, la 26enne ne ha subito un secondo per recuperare un tendine della mano. Nel corso del processo il quindicenne era stato dichiarato capace di intendere e di volere dallo psichiatra forense, che gli aveva riscontrato soltanto una forte immaturità. Un vizio parziale era stato così riconosciuto in primo grado. Ora la pronuncia dell'appello, a un anno esatto dalla sfiorata tragedia che ha scosso un'intera comunità e che non mancherà neanche stavolta di far discutere. E poi c'è il massacro di Pieve di Soligo. Sono passati esattamente 7 giorni dalla rapina diventata omicidio e la fine terribile di Adriano Armelin. Saranno celebrati martedì i funerali dell'83enne ucciso nella sua abitazione di Pieve di Soligo. Sarà lutto cittadino. Intanto per domani è confermato il flash mob di Lega e Fratelli d'Italia in piazza. Nessuna strumentalizzazione, dicono gli organizzatori, vogliamo portare all'attenzione il tema della sicurezza. A una settimana esatta dalla mattanza di Adriano Armelin è arrivato il nulla osta alla sepoltura e quindi il via libera ai funerali che si terranno martedì 5 aprile alle 15 nel Duomo di Pieve di Soligo, dove la sera prima, lunedì alle 19, sarà recitato il rosario. Un annuncio atteso da giorni dai tanti amici e conoscenti dell'83enne, ucciso senza pietà nella sua casa di via Schiratti dal 36enne marocchino Mohamed Boumarouane, che resta in carcere per tentata rapina aggravata e omicidio preterintenzionale. Per martedì l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Soldan conferma la proclamazione del lutto cittadino. Sarà l'intera comunità a fermarsi in memoria dell'anziano. Intanto però la questione è anche politica, con Lega e Fratelli d'Italia che confermano il flash mob in piazza Caduti dei Lager per domani sabato alle 10, evento concesso dalla questura nel giorno di mercato. Nessuna strumentalizzazione, dicono dalla Lega, riferendosi alla contrarietà espressa dallo stesso primo cittadino nei confronti dell'evento. Noi l'abbiamo fatto
quando è successo il caso di Gorgo al Monticano, per chi si ricorda, e appunto lì avevamo un sindaco che era della Lega, per cui non è una protesta nei confronti delle amministrazioni locali, ma semplicemente il sollevare l'attenzione sul fatto di avere pene più severe, maggior controllo del territorio, proprio per evitare che succedano queste cose qua. Boff fa poi un'altra precisazione. Per noi chi commette un reato, sia esso italiano sia esso straniero, va punito, e va punito con pene severe, soprattutto se si tratta di reati di questo tipo. Chiediamo una maggior un'implementazione anche degli organi di polizia, eccetera. Sappiamo che moltissime delle nostre strutture sono sotto organico e il nostro territorio ha bisogno di essere controllato. Politica a parte, Armelin sarà ricordato anche domani sera, sabato 2 aprile, in occasione della messa prefestiva in Duomo, sempre a Pieve di Soligo, da parte dell'associazione Amici di Don Mario Gerlin, di cui l'83enne faceva parte da anni. La polemica però da parte dell'amministrazione resta, le parole del sindaco Stefano Soldan di poco fa. Penso che questo debba essere ancora il momento del lutto e che questo lutto, che è della famiglia e della comunità, vada rispettato. È la posizione del sindaco di Pieve di Soligo Soldan alla vigilia del flash mob annunciato e proclamato da Lega e Fratelli d'Italia. Una manifestazione sulla sicurezza può essere fatta e condivisa, ma dopo la data dei funerali. La sicurezza è un tema, dice, condiviso da tutti. Ricordo anche che una delle due forze politiche organizzatrici, la Lega in questo caso, fa parte dell'esecutivo e che ha i numeri e i parlamentari per poter incidere e portare avanti le sue rivendicazioni, riferendosi dunque al Carroccio. L'evento coincide con il giorno di mercato e non volevo problemi di ordine pubblico, ma a questo punto ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Così il sindaco Stefano Soldan. Dunque la polemica resta, ma intanto non c'è pace per Pieve di Soligo. Un'altra vicenda di violenza in paese. I carabinieri hanno arrestato un 22enne marocchino. La vetrata dell'ingresso sfondata, a terra, le lastre in frantumi. Così ha tentato di fare irruzione in una casa a Pieve di Soligo un cittadino marocchino di 22 anni. Il giovane, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol, ha cominciato ad inveire contro il proprietario, un ragazzo di origini bengalesi che conosceva. Lo ha minacciato ed in stato di alterazione ha provato ad irrompere nell'abitazione tanto da ferirsi le mani con il vetro. Il fatto è accaduto sempre a Pieve di Soligo, teatro solo una settimana fa della tragica rapina finita in omicidio. Una comunità ancora sconvolta per la morte di Armando Armelin, picchiato ed ucciso, che si trova di fronte ad un altro grave episodio. Il nordafricano è stato bloccato dopo aver opposto resistenza dai carabinieri della locale stazione, giunti sul posto in pochi minuti. I militari dell'Arma fortunatamente sono rimasti illesi e solo pochi giorni fa Don Giuseppe Nadal, il parroco di Pieve, aveva parlato delle preoccupazioni dei cittadini, della paura fra la gente dopo la tragedia di Armelin. Aveva sollevato la questione di alcuni balordi che girano per il paese. Ci rendiamo conto adesso, soprattutto in questo periodo, ci sono questi balordi che stanno passando per le case, non è soltanto quello che ha compiuto questo delitto, ma anche altri, e non sappiamo come aiutarli perché non entrano in questi gruppi di persone assistite ben chiare, insomma, perché vengono, non si sa da dove vengono e non sappiamo neanche come accoglierli. Il 22enne si è ferito alle mani sfondando la vetrata ed è stato portato in ospedale dove è piantonato. In udienza di convalida sono stati richiesti i termini a difesa e lo straniero è stato rimesso in libertà. A suo carico è stata disposta dal giudice la misura dell'obbligo di presentazione periodica agli uffici di polizia competenti per il territorio. Deve rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e minacce nei confronti del cittadino bengalese. Ancora il tema sicurezza, siamo a Conegliano stavolta, rimarrà chiuso per 10 giorni il bar Merris di Conegliano. Il blitz della questura è scattato questa mattina, il provvedimento è stato preso dopo numerosi controlli delle pattuglie del commissariato. Il locale, secondo l'ordinanza, era infatti diventato abituale punto di ritrovo di soggetti gravati da numerosi precedenti penali di polizia, anche di rilievo, circostanza che di fatto potrebbe favorire la nascita di sodalizi e di persone pericolose per la sicurezza pubblica. Fra l'altro si sono registrati nell'ultimo periodo alcuni episodi delittuosi avvenuti sia all'interno del locale che nelle sue adiacenze, sfociati poi in gravi atti di violenza contro la persona e contro il patrimonio. Quindi 10 giorni di sospensione per il bar Merris di Conegliano. Adesso l'altro fronte, quello della sicurezza stradale. Ieri l'addio a Mara Visentin, oggi
quello a Miriam Cappelletto, l'altra vittima della tragedia sul terraglio. Oltre 500 persone nella chiesa parrocchiale di Concio di Casale sul Sile. Siamo veramente in tanti questo pomeriggio per dare il nostro saluto a Miriam. 3 possono essere le parole che ci accompagnano in questa celebrazione. La prima è la presenza, la seconda parola è il silenzio e l'ultima parola, altrettanto importante, è la preghiera. Questa è l'evocazione di oggi di Don Fabio Bergamin nel giorno dell'addio a Miriam Cappelletto. E la presenza non è mancata dentro o fuori alla chiesa di Concio. Oltre 500 persone si sono strette attorno ai familiari della 51enne morta nell'incidente del 24 marzo lungo il terraglio con l'amica di Preganziol, Mara Visentin. Miriam, ha ricordato il parroco, strappata alla vita da una morte assurda. Una morte violenta e senza senso ha gettato buio e tanto dolore sulla nostra terra. Parole chiare e nette per una tragedia che ha falciato una vita solare come era quella di Miriam. Miriam è stata una donna solare. Il suo sorriso era il regalo che lei faceva a tutte le persone che incontrava. Ecco, in parole molto semplici e povere potremmo dire: Miriam amava la vita. È proprio in nome della vita che al termine Don Fabio ha chiesto una preghiera anche per chi ha provocato questa tragedia. La vita è il dono più prezioso per tutti, anche per chi si illude di esserne il padrone indiscusso della vita propria e altrui. Ecco, la realtà però ce lo smentisce. Perché? Perché la fragilità ci appartiene. Allora penso sia importante anche oggi affidare al Signore Ronny, che sta lottando per la vita. E adesso parliamo proprio di sicurezza stradale, perché dopo la strage di questi giorni sulle strade della Marche non solo sono stati intensificati i controlli lungo le arterie considerate più a rischio della Marche. I carabinieri nelle ultime ore hanno effettuato numerosi controlli e sanzionato alcuni automobilisti. Nella serata di ieri i militari della compagnia di Castelfranco hanno deferito all'autorità giudiziaria un 45enne del posto sorpreso alla guida in via Roma privo di patente perché già gli era stata revocata in precedenza, mentre la scorsa notte a Casale sul Sile in via Schiavonia a Concio, proprio dove c'è stato il funerale stamattina di Miriam Cappelletto, un 30enne trevigiano è risultato positivo all'alcol test ed è stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria per guida sotto l'influenza dell'alcol. E poi un incidente invece ieri sera a Romano Dezzelino, protagonista però un automobilista trevigiana di Riese con questa donna che ha avuto un colpo di sonno al volante ed è finita con l'auto nel parco della scuola elementare. Tanta paura giovedì sera per una 50enne di Riese Pio X, finita con la sua Mini nel parco della scuola elementare di Sacro Cuore di Romano Dezzelino. Forse a causa di un colpo di sonno la donna, arrivando da via Lanzarini, ha perso il controllo del mezzo, ha preso il cordolo della rotonda, l'ha attraversata in volata, è piombata sul muretto di cinta della scuola, è passata in mezzo ad alcune piante e si è rovesciata più volte su se stessa. Subito si è temuto il peggio, ma fortunatamente per la conducente solo tante botte. Sul posto i carabinieri e i sanitari del SUEM che l'hanno presa in carico e portata all'ospedale per accertamenti. In mattinata l'auto, andata completamente distrutta, è stata portata via. Torneremo alla cronaca fra poco, adesso però vi raccontiamo il primo giorno diciamo ufficiale dopo la fine del stato di emergenza per il Covid. Vediamo com'è andata soprattutto nei bar e nei ristoranti.
Una liberazione, non prendere più gli insulti delle persone all'esterno che si seccano, perché ce l'hanno, ma si seccano di essere controllate o di voler chiedere questa cosa insopportabile. Però no, è bello, devo dire che è bello e sembra un po' un pesce d'aprile, però c'è questa strana sensazione di semilibertà. Nessun pesce d'aprile, è tutto vero, con la fine dello stato d'emergenza cambiano le regole per un progressivo ritorno alla normalità. Basta mascherina all'aperto, che restano invece obbligatorie al chiuso fino al 30 aprile, quando cadrà anche l'obbligo di Green Pass base per i trasporti a lunga percorrenza. Certificazione verde che invece da oggi non è più necessario esibire per viaggiare a bordo di tram, metro e bus, ma che non si dovrà mostrare nemmeno in bar e ristoranti all'aperto. Resta invece l'obbligo di Super Green Pass per le attività al chiuso come sale gioco, discoteche, centri benessere e naturalmente nei locali. Baristi e ristoratori in questa prima giornata sono così impegnati a spiegare le novità ai clienti. La gente ancora non ha capito se bisogna all'interno dare il Green Pass. Giustamente noi lo chiediamo perché è un dovere. Dopo l'esterno non c'è il bisogno del Green Pass. Lo spieghiamo noi, non ha capito niente nessuno, noi compresi. Ogni tanto vado a rileggermi tutte le normative a seconda di quando iniziano. Nonostante dunque ancora un po' di confusione, i gestori dei locali tirano un sospiro di sollievo per questo allentamento delle restrizioni in attesa del 1° maggio, quando cadranno anche le ultime misure. Diverso l'approccio a questa giornata dei clienti, per i quali il Green Pass non rappresenta un ostacolo, ma piuttosto uno strumento di maggiore sicurezza. A me personalmente il Green Pass non mi ha dato fastidio. Quello che mi dà sempre fastidio è questo. Come prima, io non ho mai avuto problemi. Non mi ha mai creato nessun disturbo mostrare il Green Pass, quindi volentieri ce l'ho, lo mostro anche adesso se me lo chiedono. Io avrei preferito sempre mostrarlo il Green Pass, perché sono una persona che penso che sia importante il vaccino. E poi c'è l'altro fronte, quello della scuola, perché da oggi i docenti, anche i docenti non vaccinati, hanno potuto rientrare a scuola, ma non hanno potuto tornare in aula dunque a insegnare. La polemica un po' di questi giorni. Vediamo com'è andata. Si potrebbe proprio parlare di primo giorno di scuola per i docenti non vaccinati, da oggi rientrati negli istituti, anche se per loro niente lezioni in aula ma attività di supporto. Ed è proprio qui che si sono scatenate le polemiche alla vigilia per l'incertezza sul ruolo che avrebbero dovuto ricoprire al rientro. Ci sono state molte incertezze interpretative che il Ministero ha sciolto solo ieri sera tardi, e questo ovviamente non ha aiutato sicuramente i dirigenti scolastici. Il numero esiguo di docenti rientrati, 200-300 persone su 70.000 operatori scolastici, ha mitigato i problemi di una situazione fino a ieri sera ancora poco chiara. Alla fine gran parte dei dirigenti ha assegnato al personale funzioni che comunque attengono all'attività didattica. La preparazione di attività collegiali, quindi della documentazione che deve essere portata agli organi collegiali, preparazione di unità didattiche. Docenti che potranno essere impiegati anche per la didattica a distanza degli studenti positivi. Perché non c'è un coinvolgimento in presenza con lo studente. Parla di una giornata caotica il professor Salvatore Auci, segretario provinciale SNALS Confsal di Treviso. Questa mattina molti insegnanti ci hanno chiamato perché c'è smarrimento. A questo personale sono state chieste cose che non sono contemplate dal nostro contratto. Ad esempio prendere servizio per 36 ore a settimana. Spiega la professoressa Palumbo come nei giorni scorsi il Ministero avesse emesso una circolare poco chiara sul tema delle 36 ore e solo ieri, intorno alle 19:30, è arrivato il chiarimento. Ha ritenuto che questo personale debba rispettare le 36 ore. Il personale docente della scuola media e superiore ha un orario di 18 ore settimanali, mentre per primaria e infanzia rispettivamente di 24 e 25 ore a settimana, spiega Auci. Chiedere a questo personale di fare 36 ore di servizio a settimana va oltre il contratto nazionale. Il sindacato si dice pronto ad avviare azioni legali per tutelare i diritti dei lavoratori. Ci stiamo muovendo per fare delle sfide perché il Ministero in questo caso sta trattando il personale non vaccinato come personale inidoneo alla professione docente. Questo personale non è affatto inidoneo alla professione docente. Vedremo che accadrà dunque nei prossimi giorni. Torniamo alla cronaca perché continuano senza sosta le ricerche di Antonella Bortolato, la 67enne di Silea che ieri si è allontanata da casa senza più fare ritorno.
Nella serata sono arrivate ai carabinieri almeno un paio di segnalazioni, ma purtroppo le verifiche hanno dato esito negativo. Ancora nessuna traccia di Antonella Bortolato, 67 anni, di Silea, la donna che ieri si è allontanata da casa senza fare più ritorno. A denunciarne la scomparsa il marito, che ha allertato le forze dell'ordine. Immediatamente è scattato il protocollo della prefettura, le ricerche si sono indirizzate nella zona di Silea e dintorni, battuta in particolare la zona della Restera, ma la 67enne non è stata trovata. La donna indossava scarpe basse e un giubbotto scuro. Quello rosso che vedete nella foto è stato rinvenuto nell'armadio. Sul posto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e diversi operatori. Chiunque l'abbia vista è invitato a contattare i carabinieri. Ogni dettaglio in questa fase può essere utile. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso. Andiamo a Castelfranco, un'altra delle tragedie che hanno segnato questa settimana davvero difficile in provincia di Treviso. Parliamo della morte per la meningite fulminante del 22enne Marco Innocente. Oggi pomeriggio in Duomo l'addio al ragazzo. Portami a sentire le onde del mare. Portami vicino alle cose lontane. Sulle note della canzone che amava tanto, rondini a guinzaglio di Ultimo, in tanti hanno voluto salutare Marco. Le carezze della mamma, le lacrime dei familiari, l'abbraccio degli amici. Tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto. Dove vuoi, non dove sai, dove esisti e non ci sei. E poi le parole delle cugine che con lui hanno vissuto momenti meravigliosi. Ho tanti bei ricordi con te, anzi tutti abbiamo tanti bei ricordi, che custodirò gelosamente nel mio cuore. Ti ricorderemo come quel ragazzo con la battuta sempre pronta e che amava tanto stare al centro dell'attenzione, ma soprattutto non potremo mai dimenticare i tuoi capelli, o meglio dire il tuo ciuffo, che a modo suo era sempre in ordine, ma che in realtà era solo una massa enorme di capelli neri. Ti prometto che continueremo a ridere e a fare festa come tu hai sempre fatto e come volevi, ovunque tu sia. Ciao Marco, le tue cugine Chiara ed Elena. Marco, i suoi 22 anni, tanti sogni nel cassetto, impossibile accettare una tragedia tanto grande, strappato all'affetto della sua famiglia a causa di una meningite fulminante, i ricordi dei suoi compagni di classe. Quando in gita a Olimpia abbiamo deciso di lasciare fisicamente qualcosa che ci appartenesse e che ci identificasse come amici, intendevamo fermare il tempo ad un momento che durasse più di una vita. E sarà così. Ti cercheremo tutti i giorni, nelle cose che vediamo e nelle cose che facciamo. E se mai non ti troveremo, sapremo con certezza di trovarti vicino all'albero in cui abbiamo lasciato quel bigliettino. Sarai lì con un pallone da calcio e la tua solita spensieratezza. Le maglie del calcio, la sua passione per il Milan e per la sua squadra, la Virtus Castelfranco Calcio a 5, ed il suo sorriso, quello che nessuno potrà mai cancellare. Torniamo a Treviso, una vicenda che riguarda una 44enne disabile trevigiana multata con 165 euro e poi la decurtazione anche di 4 punti della patente per aver dimenticato di esporre il tagliando da disabile nell'auto parcheggiata. La donna non ci sta e si rivolge al giudice di pace. Trovo quello che hanno fatto i vigili urbani un sopruso, perché non puoi spostarmi una macchina senza verificare che io sia veramente invalida. Si sente così Stefania Paoletti, che si è rivolta al giudice di pace per una multa da 165 euro e il decurtamento di 4 punti della patente. E tutto per aver parcheggiato da disabile la sua auto su uno stallo riservato ai disabili. La storia è presto raccontata. Il 25 febbraio Stefania, che è in cura al Cafoncello, torna a casa come oggi e da anni e parcheggia la sua Mazda in piazza Pola, solo che diversamente dal solito, a causa di un malessere, dimentica di esporre questo contrassegno. La conseguenza la riscontra il giorno dopo, quando non trova più l'auto e solo dopo aver chiamato i vigili scopre che è stata rimossa. Sborsa 145 euro e recupera l'automobile, poi si reca al comando dei vigili di via Castello d'Amore con una multa da 165 euro e 4 punti patente per aver sostato su uno stallo invalidi. A nulla sono servite le scuse, ma soprattutto l'esibizione del tagliando dimenticato. Scusatemi, ho proprio detto scusatemi, ma vedete che è mia.
Verbale, multa verbale. Stefania a quel punto però non molla, anzi si rivolge all'avvocato Fabio Capraro che gli offre il patrocinio gratuito in nome del papà Renato che da legale e consigliere comunale si era sempre battuto per gli invalidi. Avvocato convinto che la mancata esposizione non sia determinante. La mancata esposizione non vuol dire carenza del titolo. Anche il Ministero ha precisato che in questi casi, tenuto conto dei soggetti, non andrebbero neanche penalizzati per la mancata esposizione. Chi invece multerebbe i vigili è il rappresentante dell'associazione che tutela la mobilità dei disabili, che si chiede come mai nel 2022, dove tutto è in rete, la pattuglia non abbia controllato l'abbinamento veicolo proprietario disabile. Siamo un po' tutti noi disabili che siamo un po' bersagliati. Poi ci sono troppi pass, pochi controlli, i controlli vengono fatti così sporadicamente. Ha sbagliato il comando di polizia nel momento in cui ha omesso di annullare in autotutela il verbale a fronte della produzione da parte della signora degli avvenuti titolo. Restiamo a Treviso, stamane la premiazione a Casugana dei giovani trevigiani appartenenti alla squadra dell'Italia Under 20 di rugby, un esempio per recuperare i perdigiorno, il commento del sindaco Conte. Immagini della premiazione di 5 giovani trevigiani appartenenti alla nazionale di rugby under 20 che si è ben comportata allo storico 6 nazioni di categoria. 3 provenienti dalla Benetton e 2 dalla Tarvisio hanno contribuito al successo degli azzurrini contro squadre blasonate come la Scozia, il Galles e soprattutto la temibile Inghilterra. Giovani che il sindaco Mario Conte ha subito ingaggiato come testimonial per recuperare quelli che ha definito i perdigiorno. Magari invece di passare il sabato pomeriggio a bere, come se non ci fosse un domani, finendo magari in coma etilico, magari qualche oretta in più su un campo sportivo lo passa in palestra con voi, oppure può andare a fare volontariato, oppure può mettersi a cantare, a suonare, a ballare, possono fare tutto quello che vogliono. Sindaco che ha tutta l'intenzione di recuperare con le buone, ma non solo, che è di fatto un problema per la città. Basta che non perdano tempo, che non facciano perdere tempo a tutta la comunità con atteggiamenti che sono decisamente sbagliati e che fanno far brutta figura anche poi a tutti i giovani, perché poi sembra che tutti i giovani siano come quelli più annoiati, come quelli più indisciplinati. In realtà voglio far vedere che ci sono dei giovani che si impegnano e che fanno del sacrificio un elemento cardine del loro periodo di crescita. Domenica nel Tempio di San Nicolò un concerto dedicato ai sanitari dell'ULSS 2. Le offerte saranno destinate a Caritas e alla emergenza ucraina. Un'iniziativa straordinaria dedicata ai nostri sanitari che vuole essere un abbraccio virtuale grandissimo per tutti coloro che si sono spesi all'interno dei nostri ospedali in questi 2 anni veramente difficili. L'orchestra giovanile Luigi Cherubini, il pianista David Fraile, musiche di Bach e Mozart al Tempio di San Nicolò domenica 3 aprile alle 20:30 per il ringraziamento in musica, l'emozionante dedica a medici, infermieri, operatori sanitari, tutti quelli che nei 2 anni di pandemia si sono spesi per prendersi cura dei malati. Prima per la parte del Covid, dopo anche per il discorso della vaccinazione che hanno sempre seguito con attenzione tutto. È un grande concerto con un grande protagonista, un gran pianista, una grande orchestra di giovani. Venite tutti perché è fondamentale e anche per ricordare e dare un contributo anche così musicale, allegro ai nostri sanitari che hanno lavorato, ma è un concerto per la città. L'ingresso al concerto, promosso dal Rotary Club, è libero. Uno spettacolo veramente per tutti, non solo per intenditori, e che prevede l'offerta libera e responsabile per l'Ucraina, perché abbiamo in questo momento quest'altro evento veramente drammatico che ci colpisce comunque da vicino, per cui questa vuole essere musica che unisce tutti. Bisogna stare insieme con i nostri amici ucraini, dico anche con i russi, con i musicisti russi, con tutta la tradizione di quell'area geografica, perché travalica le vicende del presente. È venerdì e come ogni venerdì chiediamo al generale Giancarlo Iannicelli che tempo farà nel weekend. In queste ore il Padovano è stato attraversato da una violenta grandinata che ha risparmiato la Marca. Vediamo cosa succederà nel weekend e anche all'inizio della prossima settimana.
Dopo il lungo predominio di questo anticiclone che ha causato su di noi, su gran parte dell'Italia settentrionale, quasi 3 mesi di siccità, ora c'è stato un cambiamento, l'abbiamo notato in queste ultime ore. Come ben evidente dalla carta del tempo, vedete, l'ampia depressione ha preso il posto dove fino a qualche giorno fa, qualche ora fa, c'era un ampio anticiclone. Anzi, sulla nostra penisola è centrato proprio il centro di questa depressione, e questo è un richiamo dei sistemi perturbati, a differenza del passato, quindi li amplifica e fa sì che diano i propri effetti sull'Italia. Più in dettaglio, quindi, ancora questa notte qualche precipitazione, domani mattina presto, poi un cielo nuvoloso, molto nuvoloso, non dovrebbero esserci nella giornata altre piogge, in serata invece potremmo avere qualche goccia di acqua. Domenica abbiamo un ulteriore miglioramento, quindi cielo sì nuvoloso, molto nuvoloso, ma non sono previsti fenomeni. Poi qualche giorno di intervallo di bel tempo, un bel tempo, ripeto, primaverile, quindi una variabilità. Un tempo primaverile che ci è mancato fino adesso. Intanto i prossimi 2 giorni i venti sono dai quadranti settentrionali con qualche rinforzo, quindi questo porta a un abbassamento delle temperature che si fermeranno a 6-7 gradi come minimi e massimi 12-13 gradi. Poi la prossima settimana cresceranno soprattutto come valori massimi. L'Alta Adriatica è previsto mosso. È tutto. Adesso le notizie dal Bellunese. Iniziamo con la cronaca, perché un 47enne di origini senegalesi è morto stamane mentre in sella alla sua bicicletta si recava al lavoro. L'incidente è accaduto all'altezza del ponte San Felice a Trichiana intorno alle 7. L'uomo è stato investito dal conducente di un furgoncino Fiat Doblò che lo precedeva. L'automobilista, che viaggiava nella stessa direzione del ciclista, non è riuscito a evitare l'impatto fatale a causa della forte pioggia che in quel momento limitava fortemente il campo visivo. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia stradale. E poi l'arresto a 11 anni dal fatto di un 32enne marocchino che la squadra mobile di Belluno ha rintracciato in Polonia. 11 anni fa si rese responsabile di una violentissima rapina in casa ai danni di un'anziana che fu picchiata selvaggiamente e legata ai polsi e alle caviglie a Rasai di Seren del Grappa. Giustizia è stata fatta. 11 anni dopo la tremenda rapina ai danni di un ottantenne residente a Rasai di Seren del Grappa, la squadra mobile di Belluno ha rintracciato e arrestato in Polonia Mohamed Langari, cittadino marocchino di 32 anni, colpito da un ordine di carcerazione internazionale spiccato dopo la condanna a 7 anni di reclusione. Langari, all'epoca dei fatti minorenne e venditore ambulante, si era presentato assieme a un complice a casa di Maria de Freitas, vedova dal Soler, portoghese di origine ma residente in provincia da più di 30 anni. L'anziana aveva fatto entrare i 2 giovani ignari delle loro intenzioni. Per un pugno di monili e pochi spiccioli, i 2 colpirono la donna al capo con un pesante posacenere, legandola a polsi e caviglie prima di darsi alla fuga. Sotto shock, insanguinata, l'ottantenne riuscì a trascinarsi vicino a una finestra e a chiamare aiuto. Soccorsa dai vicini e poi dall'ambulanza, la donna fu trasferita in gravi condizioni all'ospedale di Feltre con una prognosi di 40 giorni. Indagini fulminee dei carabinieri portarono all'immediata individuazione dei 2 malviventi, nel frattempo fuggiti all'estero. Lunedì scorso l'attività costante di censimento dei latitanti, compiuta dalla prima sezione della squadra mobile di Belluno, ha consentito di individuare la dimora di Langari, localizzato in una cittadina del sud della Polonia, dove è stato arrestato e dove si trova in attesa di consegna alle autorità italiane. E adesso la ACC, il caso ACC, l'annuncio 2 giorni fa, oggi la firma ufficiale incalcia il contratto di cessione delle linee produttive di ACC al termine della gara internazionale bandita dal Ministero e aggiudicata dal colosso bengalese degli elettrodomestici Walton Group. 50 anni di storia sepolti da una firma. Funerale con rito civile a Palazzo Cinotti, sede municipale di Borgo Valbelluna. Stamattina al piano nobile il commissario straordinario Maurizio Castro, il proprietario di Walton Group, colosso bengalese dell'elettrodomestico, hanno sottoscritto il contratto di cessione delle storiche linee produttive di ACC messe a gara dal Mise e aggiudicate per un valore che moltiplica l'importo della perizia di stima, ma il cui ammontare resta al momento riservato. Walton Group porta in Bangladesh la tecnologia di ACC, linea produttiva K, il know-how del compressore a velocità variabile, oltre a brevetti e marchi. Mezzo secolo di storia che se ne va, mentre è ancora sospeso il futuro delle maestranze di ACC. Nessuna festa,
la consapevolezza che ACC, così come l'abbiamo immaginata, non c'è più, ma anche l'orgoglio di essere riusciti tutti insieme, con l'aiuto decisivo dei lavoratori e dei loro rappresentanti e dei loro dirigenti, di fare in modo che una fabbrica ci sarà ancora a Mel e sarà prospera. E chiedo scusa che in giro per l'Europa e per il mondo ci saranno ancora compressori ideati, progettati, pensati dalla intelligenza, dalla competenza e dall'esperienza delle nostre maestranze. Grazie alla somma incassata da Walton, ACC potrà saldare il debito residuo con i lavoratori stimato in 2 milioni di euro, pagare i fornitori e garantire occupazione almeno fino alla fine dell'anno a 30-40 lavoratori non destinati all'assorbimento di seste per le attività di montaggio, smontaggio e formazione ai dipendenti del nuovo gruppo. Comprendo le emozioni di questa comunità, è un momento triste, ma noi vogliamo portare avanti la vostra storia, ha detto il numero 1 di Walton Group. So actually, Walton have right now 54 product lineup, including all the small appliances and the 54 prodotti esportati in 40 paesi e loro sono molto contenti di poter applicare il compressore K alla produzione che hanno attualmente per aprire altre possibilità, altri mercati. Alla firma in municipio assenze pesanti, quella dell'assessora regionale Elena Donazzan, del presidente della provincia Roberto Padrini e dell'ambasciatore del Bangladesh in Italia. Il primo cittadino di Borgo Valbelluna non ha risparmiato fendenti. Un passaggio obbligato questo che può essere interpretato come una sconfitta di una politica industriale che non è saputo in grado di salvaguardare un patrimonio e una conoscenza specifica di questo territorio. Martedì prossimo in Regione le parti si confronteranno sul trasferimento dei lavoratori a Sest e la strada sembra ancora tutta in salita. Fragorose dimissioni a Cortina. Gianluca Lorenzi lascia l'incarico di consigliere della società SEAM. Insanabile la frattura maturata da tempo già in seno al gruppo di maggioranza che 5 anni fa aveva visto uniti Lorenzi e il sindaco Ghedina. In una lettera inviata al primo cittadino di Cortina, Lorenzi motiva le sue dimissioni irrevocabili dalla SEAM causate da assenza di dialogo e di riscontro riguardo al piano strategico di località e da ultimo il mancato rinnovo del contratto di servizio di Cortina Marketing tuttora in stand-by. Secondo indiscrezioni, Gianluca Lorenzi sarebbe pronto a vestire i panni di rivale proprio di Gianpietro Ghedina alle amministrative del prossimo 12 giugno con il sostegno di Fratelli d'Italia. Vedremo allora cosa accadrà anche da questo punto di vista. È davvero tutto per il telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Inizio di weekend turbolento, la perturbazione giunta nei giorni scorsi farà sentire ancora i suoi effetti. Vediamo il dettaglio di sabato 2 aprile. Sul Veneto giornata alquanto variabile, cielo nuvoloso con precipitazioni discontinue e con distribuzione irregolare, possibili dei rovesci, specie al mattino su pedemontana e zone limitrofe. Nel pomeriggio non si escludono parentesi asciutte e localmente soleggiate, quota neve in calo fino a tutti i fondovalle dolomitici a 500-800 metri sulle prealpi. Temperature in lieve calo, minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime comprese invece tra i 7 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso su pianura e costa cielo coperto con piogge intermittenti da deboli a moderate. Sui monti anche abbondante quota neve sui 700 metri. Sulla costa dalla sera bora moderata. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sui 7-11 gradi. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, sarà perturbato anche qui come vediamo con precipitazioni sparse, nevose fino a 800 mm all'incirca. Temperature minime intorno allo 0-1 grado, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.